Hai una notte in tal lunari che fa paura. Da che i muars a chiamini in cuni vives. Halloween? No che americanada dai. Alle alc che ven da lontan, ma in tal timp. E chi in Friul, i clamant la notte dai muars. Al 31 di ottobre, gli animis avan in processione e avan in visita per le chiasis. Avan via per i corridors, a si scondi in tai cantons, per tornare via di quei locs che ieri sta a spicchiarsi in vita. Storia da l'ors o verità? I vivs a san ben c'è che succede in che not. A san c'è fa e c'è non fa. Intanto, per prima roba, e chi sta qui anche una raccomandazione, si va in tal cimiteri. E dopo via di corsa a casa prima che suonino le campane dalla sera. Si ha da preparare l'ambiente per i muars dalla famiglia. Ma stai lì plenis di aga e roba da mangiare sulla tavola. Si sa che i muars danno fastidi di dieta chetogenica, lumis in pias denanta le fotografie dei muars. Mia nonna in casa aveva una collezione di figurini panini dai muars. Luz fuori di casa dalla sa impiada per fargli chiatare la strada ai muars che hanno il navigatore e fuoco dalla sa impiata in tal fogolar tutta la notte. E occhio a non fare rumore da non disturbare questi muars. Insomma, pigli una tradizione con tutti questi regoli, se mi somma un codice civile. Ma sta crodincia dalla notte dal 31 di ottobre, da dove arrivi? Che americani con quel trick or treat sono arrivati a far conoscere via per tutto il mondo. Arriva dalle popolazioni celtiche che hanno lasciato tanti solmis in tali nostre tradizioni. Come questo modo di celebrare la fine dell'estate come un tempo magico che mette in comunicazione il mondo dei vivs col mondo dei muars. Si vogliono fare poetics pensando ai colori di questi due stagioni che si danno il cambio. Il naranzone fa pensare al colore dal gran alla fine dell'estate. Il neri fa pensare al scuro dall'inverno. È proprio così. La provenienza di questa crodincia avviene dall'agricoltura. Clar, di ce vivevano le popolazioni dall'Europa precristiana? Di camps e di agricoltura. Per loro, l'anno nuovo attaccava col 1 di novembre. E in tale notte dal 31 di ottobre si celebrava la fine dell'estate, da chi vivs ringraziavano i muars per la raccolta dalla stagione appena terminata. Il leanco i muars era sentitissimo dai vivs, tanto da celebrarlo con un rituale di fuoco e col mangià. Ogni famiglia, alla festa dei Sansa il 1 di novembre, aveva fuori al popolo il pan dai muars. Attenzione che questa offerta non era carità. Chi che ricevevano il pan appreavano per gli animis di chi che gli ludevano. E proprio con la festa dal 1 e dal 2 di novembre attaccava entia l'usanza dagli offertis. Normale in previsione dall'unvier, è ora di scortis per la stagione fredda. Insomma, entia al mangià al faceva pensare de fons. Allora, preparansi per questa tradizione. Non stin dismintiarsi di che siamo voluti e si vogliono bene. Sì, non vinda fare i rituali di folk come a tali cavernis, ma con un pensiero schialdansi il cuore. Adesso passiamo alle frivolezze. Mi raccomando, iscrizione e like, che una costa in noi, una coventa fa prestito, dai. Iscriviti e non sta tanto qui. Buon dai, ciao ragazzi!